La comunità di Villesse e gli ambienti della pallavolo Isontini e Giuliani sono scossi per la morte ieri mattina in un tragico incidente stradale a Mariano di Marco Ferrara. Deceduto nello scontro tra il suo scooter e un'auto, il 51enne lascia la moglie Cristina e un figlio piccolo. La sindaca di Villesse, Flavia Viola, lo aveva conosciuto come avversario alle ultime elezioni amministrative. È rimasta sconvolta dalla notizia che ha fatto subito il giro del piccolo paese isontino. Sa, con 1600 abitanti, bene o male, ci conosciamo e quindi fa ancora più male probabilmente, no? Io penso che andrò oggi della famiglia, non sono di qua per cui non hanno una rete, no? Quindi dovremmo un po' darci da fare come comunità, insomma, ecco. Originario della Sicilia, laureato all'ISEF, Ferrara lavorava come insegnante di educazione fisica a Mariano nella scuola media dell'Istituto Celso Macor, da dove stava rientrando a casa quando ha avuto l'incidente. Insegnava anche alla scuola media di Pieris e prima ancora era stato docente alla Giacic di Monfalcone. Ma il 51enne era anche attivo nel mondo della pallavolo, allenava da 3 stagioni la squadra femminile di Pieris e in molti lo ricordano anche a Trieste, dove nel 2020 era tornato ad allenare gli under 15 e 17 della società Centro Coselli, con la quale aveva conquistato pochi anni prima la promozione in Serie C.